Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2015. Questo è un video davvero... Eccoci qui, il nostro caro ingegnere inizia a parlare sopra la nostra voce. Comunque questo è un video molto breve proprio perché ho acquistato Formula 1 2015, come appunto vi ho fatto notare sulla pagina Facebook, e avevo intenzione di iniziare una nuova serie, una nuova avventura insieme a voi. Farò anche del multiplayer, infatti mi sono già messo d'accordo con il Commendone veneziano e vedremo un pochettino di divertirci insieme e ovviamente insieme a voi. Se qualcuno di voi avesse intenzione di partecipare, in seguito vi faremo sapere tutte le informazioni per riuscire a organizzare magari qualche bella gara tutti insieme. Allora, questo è un video molto breve, durerà al massimo 5-6 minuti proprio perché voglio testare la qualità audio, video del gioco. Ho visto che le impostazioni non riesco a tenerle molto alte perché la mia scheda video ormai ha circa 5 anni, la GTX 580 dell'Asus, per chi appunto se lo stesse chiedendo, non riesce a tenere il gioco al massimo con tutto appunto impostato sulle impostazioni massime, quindi ho dovuto diminuire un po' tutto. Volevo farvi vedere un primo giro di prova, così mi fate sapere le vostre opinioni sulla qualità video soprattutto e sulla qualità audio. Mi dite un po' abbassa il volume, alza il volume del microfono, un po' le vostre solite opinioni, così io mi regolo per i video di domani, dopodomani e così via. Ovviamente se la qualità grafica non vi soddisfa, vedrò un pochettino di prendere una nuova scheda video, perché questa ormai è un pochettino diciamo antica e non riesce al solito a reggere i nuovi titoli. Vedete, appunto, ho preso un titolo uscito quest'anno e non riesce a reggerla appieno. Se la qualità diciamo video vi soddisfa, allora non c'è problema, altrimenti vedrò di arrangiarmi con qualche altra cosa. Comunque, adesso vi voglio far vedere un po' il gioco, ovvero non vi voglio spiegare nulla, né assetto nulla, voglio solo farvi vedere. Eccoci qua, andiamo alla pista, eccoci qua, usciamo, perfetto. Voglio farvi appunto solo vedere un pochettino la macchina che corre, diciamo, nel tracciato e vedere un pochettino la qualità video soprattutto. Fatemi sapere un pochettino se notate differenze con il vecchio Formula 1. Notate scatti, qualcosa che non va. Adesso farò un bel giro di prova e mi fate sapere la vostra opinione, va bene? Allora andiamo, pronti? Si ritorna su Formula 1 2015. Perfetto, l'assetto davvero è buono ragazzi. Come potete vedere ho realizzato il primo posto con Bottas. Bene, mettiamo miscela grassa. Vediamo di andare a tutta forza. Andiamo alla grande. Ok, devo riprendere un pochettino la mano, però ho giocato per circa un'oretta e sono riuscito a fare la prima posizione. Sto giocando a livello di difficoltà esperto, che è un livello sotto il leggendario, quindi sono soddisfatto del posto che sono riuscito a raggiungere. Vediamo di andare in avanti. Vedete ragazzi, la grafica non è male, però non è neanche niente di speciale. Appunto ho messo tutto su medio, qualcosa su alto, e ci sono dei momenti di scatti, appunto qualche scatto lo vediamo nel terzo settore, nella terza parte del circuito. Adesso vediamo, avanziamo. Intanto ragazzi, come vi sembra fino adesso? Un piccolo taglio curva, il gioco sembra abbastanza fluido. Fatemi sapere se avete visto anche qualche altro ragazzo che gioca a Formula 1 con qualche altra configurazione, se notate qualche differenza, qualche problemino. Volevo fare solo un video così molto veloce per farvi vedere un po' come andava tutto il set tecnico audio video. Ecco, qua ci dovrebbe essere qualche rallentamento, vediamo se lo notate anche voi. È una mia impressione? No. Faccio un altro giro per un'altra prova. Andiamo, questa volta mi concentro, vediamo se riusciamo a migliorare un po' il nostro tempo. E fatemi sapere ragazzi se volete vedere tutto il weekend di gara completo o esclusivamente la gara. Fatemi sapere un po' voi. Intanto abbiamo Ricciardo qua davanti a noi, gli annusiamo il posteriore, vediamo se riusciamo a completare un ottimo passaggio in frenata, gli offriamo un po' di spazio. Ecco Ricciardo, non riusciamo a sorpassarlo adesso, vediamo se possiamo tentare l'attacco al prossimo curvone. Vediamo un po', avanziamo, vediamo un pochettino. E la strada è sbarrata da Ricciardo. Mamma mia, siamo riusciti a buttarlo fuori, ci meritavamo una penalità, però intanto siamo riusciti a prendere la posizione. Ma a me non interessa per adesso nulla ragazzi, mi interessa solo che tutto l'apparato audio video vada bene.
Fatemi sapere se volete vedere appunto solo la gara oppure la gara e le qualifiche. Magari farò un video di prove libere, un video di qualifica, un video di gara, quello che volete voi. Ok, piccolo taglio curva. Oh, le gomme sono abbastanza usurate. Vediamo come informazione. Abbiamo ancora 11 litri di carburante, miscela grassa. Vediamo un pochettino se possiamo affrontare quest'altra curva. Danni per adesso non ne abbiamo. Le gomme sono leggermente usurate perché ho girato già 4 giri con queste gomme morbide. Yacht davanti a noi, Stevens. Ecco, notate i rallentamenti qui? Fatemi sapere. Purtroppo non abbiamo fatto, non abbiamo portato avanti nessuno. Va bene ragazzi, io adesso mi fermerei un attimino qui e sono contento di aver iniziato, diciamo, di aver comprato questo gioco, perché sembra davvero molto interessante anche dal punto di vista anche se hanno tolto la carriera, hanno migliorato davvero tanti aspetti. Ve li farò vedere poi domani o dopodomani nei prossimi video. Questo era solo un video molto ma molto breve per vedere un pochettino la qualità. Adesso vi faccio fare un giro dei box. Notate rallentamenti tipo così, guardate. Rallentamenti ne notate? Mi sembra. Io non ne noto, vedo un po' tutto fluido. Fatemi sapere un po' voi. Ci becchiamo alla prossima avventura, ragazzi. Ciao a tutti.